Ancora con lo sprizzetto, ancora qua Rovigo. Ciao Professor Renzo. Maggi, Ciao. lei è sempre Un bevitore di spritz. spiritosissimo e bravissimo intrattenitore. No, guarda, che complimenti. Complimento lo dico a chi ci ascolta, bisogna sempre portarla a casa. Ma sempre. Ma sempre portarla a casa, perché merece molto rara. Anche perché io non ho l'aspetto di uno che fa piaggeria. Quindi, il complimento si porta sempre a casa. Allora, cosa è successo 2 o 3 giorni fa? Che dovevano decidere se processare o meno Salvini sul caso Gregoretti. Sì, la nave la Gregoretti. Praticamente chi doveva votare per processarlo non vota e chi ha deciso di votare per processarlo sono i leghisti. Grande mossa mediatica, ne abbiamo già parlato, che Salvini, una bella furbizia. Sì. Che Salvini dal punto di vista veramente dei media ha una marcia in più rispetto agli altri. Però posso dirti una cosa, Dimmi. secondo me c'è un aspetto che non è ancora totalmente stato, non è ancora emerso, ho capito. ma è questo. Salvini fa un ragionamento secondo me ineccepibile. Dopo ha fatto la furbata, sì, processatemi, quello fa parte tutto del cinema nel cinema delle elezioni regionali di domenica prossima in Emilia. Però, se come pare lui deve essere processato perché ha fatto quello che ha fatto rispetto tra l'altro bisogna dire ai nostri ascoltatori che la Procura della Repubblica aveva proposto l'archiviazione, è stato il Tribunale che ha voluto proporre l'incriminazione. Ma la domanda è, professor Maggi, lei che è uomo di mondo, ma le pare che il Presidente del Consiglio non fosse perfettamente a conoscenza e consapevole di quello che faceva il Ministro degli Interni? Anche perché la teoria di quando abbiamo parlato di Craxi tempo fa, si diceva Craxi l'ha incriminato perché non poteva non sapere, e quindi qua siamo nello stesso caso. Sui soldi, Quindi, ma in questo caso, le pare, lei che è uomo di buon senso, che il Presidente del Consiglio, che ha voluto sempre mettere il punto su quello che sono le sue competenze, non fosse d'accordo con il Ministro degli Interni, anche perché nella gerarchia comportamentale il Presidente viene prima. E poi ci doveva essere anche il Ministro della Difesa. Ma il Ministro della Difesa, ma il Presidente del Consiglio, il Ministro della Difesa, il Ministro degli Esteri, che era quello che aveva i rapporti, cioè c'è un nucleo di ministri che sapevano tutto e quindi sono consapevoli, e questo è un aspetto che viene lasciato in parte, è come quando Tangentopoli venivano perseguiti solo quelli del pentapartito e i responsabili del PC ne venivano lasciati stare. Ma questa è l'altra storia. Ma qui ci sono fior di sentenze. No. Ecco, secondo me su questo scivola l'attacco nei confronti di Salvini. Su questo, è un problema meramente giuridico, ma non è mica roba da poco. Se io e te abbiamo fatto insieme la stessa cosa, perché incriminano te e non incriminano me? Sono raccomandato? No. Mi lieto vento si dice una sua mamma. Quindi secondo te è stata una grande mossa politica, non più che di propaganda politica in funzione anche delle votazioni? Diciamo la verità, vi è un aspetto orientativamente può essere intrapreso dal punto di vista, capito dal punto di vista politico le mosse di parte della magistratura, e lui ha risposto con la politica pura, cioè con degli elementi tattici che gli consentono di fare un po' la parte della vittima. Ma la domanda vera è, se è solo lui, perché il Presidente del Consiglio non è neanche stato chiamato? E quindi si nascondono dietro un dito. Però ne approfitto per chiederti un'altra cosa. Prego. Primo, perché si parla molto delle votazioni, anzi delle regionali in Emilia Romagna, e si parla pochissimo che lo stesso giorno quelle in Calabria? Primo. Sì. È perché sanno già di vincere? No, per una ragione semplicissima. Il differenziale fra il centrodestra e il centrosinistra in Calabria è di 20 punti. Quindi non c'hanno bisogno di tribolare. L'Emilia Romagna è una regione, come si dice adesso, va di moda dire, contendibile, contesa, quindi
può vincere il centrodestra, può vincere il centrosinistra. Se il centrosinistra vincesse, il governo sarebbe abbastanza tranquillo. Se il centrodestra vincesse, il governo subirebbe una botta. E secondo te? Secondo me per poco, di poco, ma con fatica dovrebbe vincere il centrosinistra, perché da sempre... Sai che dopo che ho visto Salvini a Goro non ne sono più sicuro, così sicuro. Siccome andiamo in onda un paio di giorni prima di certo, votazione, vediamo. Non ho detto che sono sicuro, potrebbe vincere. Mi viene da risponderti che ieri le sardine hanno fatto 40.000 persone a Bologna e prima... diciamo la verità, è una bella contesa, per questo è interessante. Molto interessante. E con questa domanda, e visto che la prossima volta che ci incontreremo diremo il sì, risultato ci sarà, noi sicuramente non l'abbiamo indirizzato a noi stiamo parlando proprio a quattro ciaccole qua con lo strizzetto. Quattro ciaccole con lo strizzetto. Arrivederci. Alla vostra. Alla vostra.